50 fuochi su altrettante montagne bellunesi accesi da oltre 200 volontari che hanno coronato con fiamme della speranza la giornata dell'autonomia. Esistiamo e chiediamo che ci venga dato quello di cui abbiamo bisogno, istituzioni democratiche e gli strumenti per poterci governare non da cittadini di serie B, ma con la stessa dignità dei cittadini di Trento e Bolzano, dicono gli autonomisti. Sarà così ogni anno, nell'ultimo fine settimana di ottobre, appoggia anche un ex del Palazzo. Dopo 2 anni di commissariamento è ora effettivamente che ci diano queste benedette elezioni e che la parola passi di nuovo alla gente. La solidarietà ai bellunesi arriva da Sondrio, altra provincia montana. La provincia così come la conosciamo oggi è la condizione minimale per poter gestire i nostri territori, cioè sotto questo livello non possiamo andare. Pena ovviamente un fortissimo disagio per le popolazioni, per le genti che abitano le montagne e che inevitabilmente sarebbero costretti a spopolarle queste montagne. Condivido degli obiettivi che credo siano di tutti. Provincia elettiva, scelta con governo scelto dai cittadini, provincia autonoma con competenze specifiche. Insomma, bene protestare, le manifestazioni di piazza servono. Queste sono battaglie che non hanno bandiere, sono battaglie che l'unica bandiera che hanno è quella del territorio. Se il territorio è coeso e compatto, allora a Roma ascoltano. Ma c'è modo e modo. Non condivido, se è vero che è benissimo che le bandiere si facciano da parte, allora non può essere che ci siano poi degli slogan che conosciamo bene e che personalmente, ma anche come politico, non posso condividere. Il riferimento era alle esternazioni della Lega contro i poteri dello Stato. Non possiamo avere una prefettura che si rafforza e una provincia che è commissariata a 2 anni. Il potere del popolo lo si esprime attraverso le istituzioni democratiche, la provincia democratica, la prefettura rappresenta il potere centrale.